coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera, tutto di corsa questa mattina. Alle 11 abbiamo la possibilità di trasmettere la conferenza stampa del presidente uscente della Regione Veneto Zaia in occasione dell'apertura della sua campagna elettorale. Alle 11 quindi potremo sentire Luca Zaia e intanto però abbiamo un sacco di cose su cui fare puntualizzazioni e dare notizie stamani, a partire dall'inchiesta che mette nei guai il nuovo centrodestra e Comunione e Liberazione in primis, ma tante altre persone, perché è molto trasversale: cooperative rosse, ambiente bersaniano, dalemiano, il vecchio PD. Insomma, tale che qualcuno potrebbe dire un'inchiesta che a Renzi giova abbastanza, perché taglia le ali a parte del vecchio PD, il vecchio PC sostanzialmente, cooperative rosse, D'Alema, Bersani, la cosiddetta minoranza del PD, e a un alleato di governo del quale si può fare a meno, cioè il nuovo centrodestra. Al di là del fatto che poi esistano oggettive questioni, ieri stavamo parlando di un'altra vicenda, ne concluderemo il discorso non credo oggi, ma sicuramente in settimana, quella che riguarda la gestione del centro di assistenza per i richiedenti asilo di Mineo a Catania, che è anche un feudo elettorale, la zona intorno ai comuni del nuovo centrodestra, in virtù dello straordinario afflusso di soldi che è arrivato a quel centro per i migranti, come si dice, con iniziative curiose, strampalate, perché i soldi sono andati a finire anche negli studi verghiani. Chissà quanti migranti sono interessati ad approfondire lo studio del romanziere siciliano Giovanni Verga, per squadre di calcio, per il Natale a Mineo e altre strambe appunto iniziative spacciate come integrazione degli immigrati. Anche su quella vicenda c'è la pesante marchio del nuovo centrodestra con il sottosegretario attuale all'agricoltura Castiglione. Insomma, i dietrologi hanno ampia materia, ma ci sono anche materie prime abbastanza corpose, come nel caso del CARA di Mineo. Vedremo nel caso di questa indagine della Procura di Firenze, guarda caso, potrebbe dire ancora qualche retroscenista, dietrologo e via dicendo. Procura di Firenze che arriva fino a Milano e gira per l'Italia per appalti che valgono 25 miliardi di euro in tutto, messi sotto indagine. Procura di Firenze che è la città naturalmente del premier Renzi. Qui naturalmente apriamo, come dire, un campo delle 100 pertiche, per usare un vecchio proverbio lombardo, che è fatto di illazioni, di dietrologie. Però qualcuno ha già osservato, dice, insomma, Comunione e Liberazione, nuovo centrodestra, vecchia ala del Partito Democratico, non che non ci sia materia per delle indagini, ma oggettivamente da un punto di vista politico può essere interpretato come un favore a Renzi. Naturalmente noi sappiamo che la magistratura non fa alcuna inchiesta di carattere politico, ma ragiona esclusivamente in base all'applicazione del codice penale e delle leggi, cioè al rispetto del codice penale e delle leggi della Repubblica. E quando c'è notizia di reato, c'è notizia di reato. Si ha anche peraltro la vaga sensazione che laddove la magistratura posa il suo sguardo alla luce del codice penale e delle leggi, c'è ampia probabilità di trovare qualcosa che abbia a che fare col codice penale o con la trasgressione delle leggi, a prescindere dall'appartenenza politica o ideologica o parrocchia economica di riferimento degli indagati di turno. Questa è una sensazione, naturalmente, perché non appena punti il faro, qualcosa che non va si trova a occhio e croce. Non è, credo, questa semplicemente una osservazione qualunquistica. Prima però di tornare alla questione del giorno, all'indagine, e poi vi ricordo alle 11, tra una decina di minuti, un quarto d'ora anzi, mettiamo a posto l'orologio della regia, perché qua altrimenti ci sbagliamo tutti i conti. È una comunicazione interna simpatica da dare in diretta naturalmente, però stavo dicendo, prima di tornare all'argomento del giorno, facciamo anche un paio di considerazioni su un'altra questione, perché vi voglio proprio leggere un pezzo che secondo me è molto bello su Roma e il Giubileo. Il pezzo di Domenico Cacopardo su Italia Oggi a pagina 11, ma non possiamo fare a meno di iniziare la trasmissione senza guardare la prima pagina dell'agenzia Stefani, ANSA, che si apre su Israele al voto, aperti i seggi, 6 milioni di israeliani si recano alle urne per eleggere i 120 deputati della Knesset, il Parlamento di Gerusalemme, e per scegliere un nuovo primo ministro fra Benjamin Netanyahu e il suo sfidante laburista Isaac Herzog. Seconda notizia, Tangenti arrestato in calza con l'Associazione Nazionale Magistrati che dice per i pubblici ministeri
soltanto schiaffi. Il presidente del Senato Grasso afferma che la corruzione scoperta è solo la punta dell'iceberg e il ministro Lupi nella bufera dice non mi dimetto, soffro per mio figlio. Terza notizia dell'agenzia Stefani, Battiato cade dal palco a Bari mentre balla, femore fratturato. E poi immatricolazioni auto più 7%, Fiat Chrysler Automobiles, Marchionne fa meglio del mercato. Queste le prime 4 notizie dell'agenzia Stefani ANSA. Prima di tornare, dicevamo, alla questione dell'inchiesta di Firenze sui grandi appalti, vi voglio proprio leggere l'articolo di Domenico Cacopardo sul Giubileo, dal quale, secondo Cacopardo, Italia Oggi, pagina 11, verrà il KO per Roma. È uno dei pochi articoli che si differenziano da tutti i peana del fine settimana su Papa Francesco, il Giubileo, Roma, l'Italia, dopo l'Expo un'altra occasione per fare magnificenze in tutti i sensi, dal campo economico a quello spirituale, bla 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 bla. Leggendo del giubileo straordinario convocato da Papa Francesco per il 2016, scrive invece Cacopardo, mi sono venute agli occhi le immagini che nei miei frequenti viaggi a Roma immagazzino con perenne stupore e disappunto. L'idea è quella di una città allo sbando, senza nocchiero né idee, abbandonata non tanto a se stessa quanto ai miserabili descritti da Victor Hugo nel suo romanzo del 1862. Un mondo di finti storpi, di mendicanti, di finti malati di cancro, di finti affamati dalla pancia prominente, di zingari, ebbene sì, proprio gli zingari, e senza nessun sentimento razzista, solo con la constatazione di un ethos del quale l'appropriazione indebita è parte sostanziale. Vigili che sono tutt'altro che vigili, giacché assenti, si tratti del commercio illegale a Ponte Sant'Angelo, a Via della Conciliazione, o di via Marco Minghetti o dei cartomanti della Galleria Colonna. Tutti luoghi vetrina della capitale d'Italia, a 2 passi dal Vaticano o da Piazza Colonna, sede del primo ministro, insieme alla stazione Termini, dove pochi poliziotti in macchinetta elettrica sembrano più di passaggio e divertiti che occupati dall'ordine pubblico, che è del tutto assente. È una sporcizia irredimibile, gente che fuma là dove non si potrebbe, che orina vicino a qualche pilastro nemmeno troppo defilato, che ti prende il braccio con aria minacciosa chiedendoti un'elemosina, che è più un prezzo della tranquillità che non un obolo. Locali storici con la toilette in antri sotterranei, senza aerazione e senza accesso per i disabili, un luogo nel quale un questore dichiara che tra lasciare in mano la città ai facinorosi e fare il morto non esistono vie di mezzo, salvo poi, in occasione della manifestazione della Lega Nord, mettere in atto quei filtri umani, poliziotti in strada, che impediscono a chi, strafato e ubriaco, gira con la spranga per picchiare qualche innocente malcapitato. Con un sindaco con un curriculum da scienziato, con una carriera in corso da scienziato, abbandonata per mettersi in politica in Italia, prima candidandosi al Senato, poi alla segreteria del PD e infine al Campidoglio. Una cosa incredibile eppure vera, scrive Domenico Cacopardo su Italia Oggi, pagina 11. Senza alcuna capacità di incidere il sindaco sull'andazzo vecchio e consolidato, l'andazzo del tirare a campare, chiudendo o socchiudendo gli occhi di fronte all'inadeguatezza della macchina comunale rispetto alle esigenze di una capitale occidentale. Faccia un salto a Parigi, Ignazio Marino, e veda in che condizioni è tenuta la Ville Lumière, in prossimità dell'Eliseo o dell'Hotel Matignon, sede del primo ministro. Per non parlare di Berlino e di Londra, il modello per Roma e per lei, professor Marino, non può essere il Cairo o Dacca. Sul Giubileo si è letta una buona intervista di Francesco Rutelli. Senza iattanza ha ricordato le difficoltà di un appuntamento, il Giubileo del 2000, che ha comportato investimenti e attenzioni, nel quale il suo staff era composto da Zanda, reduce dal consorzio Venezia Nuova e direttore della macchina giubilare, Gentiloni e Tocci, assessori, 34 istituzioni, 80.000 volontari. E a differenza, per esempio, di Italia 90, non un avviso di garanzia, un procedimento giudiziario, nessun inconveniente. Non si può non pensare all'incauta decisione di Papa Francesco, inconsapevole della reale situazione della sua, ora sua, città,
delle difficoltà preorganizzative, dell'inefficienza dei trasporti pubblici, tarpati, come sempre, dalla sosta selvaggia a cui nessuno sa o vuole porre rimedio. Dice Marino, nessun investimento per il Giubileo. Ed è una giusta misura di ordine pubblico, vista l'impossibilità di controllare che ciò che sarebbe necessario non sia aggravato da oneri impropri. E allora gli stessi autobus, le stesse carrozze del metro con una linea senza condizionamento d'aria, gli stessi atteggiamenti svaccati e disinvolti senza alcun interesse a una corretta e dignitosa presenza del personale che dovrebbe stare in strada? Santità, scrive Cacopardo su Italia Oggi, la misericordia di Dio gratifichi questi amministratori della città, metta su di loro e su di lei, suo vicario, la sua mano protettrice, anche per l'interesse che l'evento può accendere negli svitati di tutto il mondo e il desiderio di colpire che animerà i tagliagole che stanno imperversando a poche miglia dalla nostra costa. Ci ha pensato Santità? Ha pensato che accanto a coloro che sono disposti al martirio, anzi lo desiderano per entrare nel paradiso islamico e nella storia, tanti innocenti, cristiani e laici, credenti e atei, potrebbero subire i colpi di quegli svitati e di quei tagliagole? Ma a questo punto la palla incandescente che lei, Santità, ha acceso finisce nelle mani di Matteo Renzi di ritorno dall'Egitto. Probabilmente, conclude Cacopardo, molto conscio della gravità della situazione del Medio Oriente e delle difficoltà di ricondurre la situazione alla normalità. Sarà dunque Renzi a dover immaginare quali azioni, quali investimenti e quali costi affrontare. Ma saremo noi italiani a pagare, conclude Domenico Cacopardo su Italia Oggi. Ve lo volevo leggere perché dopo tutti gli articoli che avrete senz'altro letto in questo fine settimana sul Papa e il Giubileo, ci andava un pezzo così, secondo me. Comunque, chiuso il capitolo, adesso vediamo di approfondire l'argomento del giorno. Tra 6 minuti, giù di lì, grosso modo, dopo le 11, insomma, ci colleghiamo invece con il Veneto e con Luca Zaia per l'apertura della campagna elettorale. Intanto, per quanto concerne l'indagine di Firenze, poi vi ripeto, dobbiamo tirare le fila del CARA di Mineo di cui abbiamo cominciato a parlare ieri, perché ce ne sono delle belle e riguardano direttamente il ministro Alfano, il suo uomo forte in Sicilia Castiglione, insomma del ministro dell'interno Alfano. Per quanto concerne invece l'indagine che è scoppiata tra ieri e oggi, quella della procura di Firenze. Firenze è una città importante oggi in Italia, non dimentichiamolo, il Presidente del Consiglio viene da lì. Comunque il procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo ha sintetizzato ieri quello che ha definito il sistema, che è una parola non nuova per disegnare da parte dei magistrati l'accrocchio di interessi illeciti e di quattrini pubblici, un accordo corruttivo, collusivo, favorito dalla anomalia del fatto che è il controllato che si sceglie il controllore, un fatto che ha comportato una lievitazione dei costi delle opere, almeno del 40%, dice la Procura di Firenze. Il procuratore capo di Firenze Giuseppe Creazzo ha sintetizzato con queste parole il sistema che è andato avanti almeno per un decennio. Sistema è anche il nome dell'operazione della Procura di Firenze. Un sistema favorito, ha detto il procuratore capo di Firenze, dall'asservimento delle funzioni svolte dal pubblico funzionario agli interessi del costruttore Perotti, che si aggiudicava la direzione dei lavori, più che costruttore l'ingegnere, il professionista insomma, che si aggiudicava la direzione dei lavori di moltissime grandi opere in tutta Italia, questo Perotti romano trapiantato a Firenze, in cambio di consulenze ben retribuite a Ercole Incalza. Ercole Incalza, l'alto dirigente del Ministero delle Infrastrutture. Malgrado l'esistenza di questo sistema, aggiunge il procuratore di Firenze, il GIP non ha concesso gli arresti per associazione a delinquere, ritenendo che sussistessero i gravi indizi per contestare questo reato, e quindi ha rigettato la richiesta della Procura. La Procura aveva contestato anche l'associazione a delinquere. Ma noi restiamo convinti, nonostante il GIP abbia detto di no, e comunque resta in piedi l'ipotesi accusatoria, ha detto il procuratore di Firenze. L'inchiesta, partita nel 2013, avrà ulteriori sviluppi, secondo la Procura. Alla base di quanto accaduto, spiega ancora il procuratore capo, Creazzo, ci sono le previsioni normative che regolano l'affidamento dei lavori pubblici al general contractor. È una sorta di affidamento chiavi in mano, ha detto il procuratore di Firenze.
Una norma, si tratta della legge obiettivo del 2001, che il procuratore conosce molto bene, grazie alla sua lunga esperienza di magistrato in Calabria, perché il procuratore capo di Firenze Creazzo ha guidato fino allo scorso anno la procura di Palmi, dove le inchieste sulle grandi opere sono state non poche e 2 opere calabresi, la Salerno-Reggio Calabria, la statale Ionica 106, sono finite anche nell'operazione di ieri. Una legge, la legge obiettivo 2001, che, ricorda il procuratore, prevede che il general contractor, cioè l'impresa o l'associazione di imprese principale alla quale si dà in mano l'opera, si occupi di tutta l'esecuzione dell'opera, compresa la scelta del progettista e del direttore dei lavori. Una scelta delicatissima quest'ultima, ha detto il procuratore di Firenze, visto che il direttore dei lavori è l'organo di controllo, cioè in pratica il general contractor a cui io affido l'opera pubblica si deve occupare dell'esecuzione dell'opera, compresa la scelta del progettista e del direttore dei lavori, ma il direttore dei lavori è anche organo di controllo. Nel sistema cosa succedeva? Nel sistema corruttivo, secondo la Procura di Firenze, scattava quell'accordo corruttivo collusivo e infatti, spiega ancora il capo della Procura fiorentina, la scelta del direttore dei lavori, cioè organo di controllo, in molti casi doveva passare attraverso il gradimento della struttura ministeriale, cioè in calza. In tal modo però le imprese molto spesso preferivano nominare lo stesso Perotti, il solito professionista, o società e professionisti a lui riconducibili. Un comportamento illegale, ha detto il procuratore Creazzo, perché la direzione dei lavori di molte grandi opere era quasi sempre affidata all'ingegner Perotti in virtù di un accordo, secondo noi, di natura illecita. Secondo noi bisogna avere le prove, evidentemente. Ma non solo questo, perché le conseguenze sono state anche economiche. Così, aggiunge Creazzo, si realizzava un sistema controllore controllato che ha comportato in alcuni casi un'approvazione abbastanza non contrastata di varianti in corso d'opera che comportavano una lievitazione dei costi. Apro una parentesi che è anche linguistica, non potendo conoscere ovviamente le carte, perché come si sa, le carte, anche quando sono 60.000 pagine, come nel caso Bossetti, le conoscono solo i giornalisti veramente bravi, categoria alla quale mi onoro di non appartenere, perché non sono in grado di leggere 60.000 pagine in un pomeriggio, di carte giudiziarie per di più, e non di romanzi ad appendice, che magari così uno c'ha voglia di evasione se li legge velocemente. Io non sono capace, per cui neanche tanti altri credo che lo siano, però ce ne sono alcuni che sono bravissimi e sono quelli che riescono a leggersi 60.000 pagine del caso Bossetti in un pomeriggio e il giorno dopo farci un pezzo di meraviglioso, straordinario acume e di grandissimo interesse per il pubblico. Pubblicità, però stavo dicendo prima una notazione di carattere linguistico, perché è tutto un virgolettato quello che vi sto leggendo, cioè quello che ha detto il procuratore capo di Firenze. Secondo noi, dice lui, c'era un accordo illecito. Si realizzava un sistema controllore controllato che ha comportato in alcuni casi un'approvazione abbastanza non contrastata di varianti in corso d'opera con lievitazione dei costi. Allora, siccome stiamo parlando non di opinioni filosofiche, a questo punto, se c'è lievitazione dei costi, se c'è corruzione, naturalmente devono esserci anche dei fatti specifici, perché un secondo noi, un pare, un abbastanza non contrastato, in alcuni casi, eccetera, eccetera, a me sembra un'affermazione generica, però è uno scrupolo magari solo linguistico mio. Sono Bill Wright, consulente riduzione costi. Abbiamo un problema. La nuova Polo costa come la vecchia, ma in più unica della categoria, ha sistema anticollisione multipla e
Libera. Chiama il numero 02 66 23 44 22. Allora, chiudiamo rapidamente il discorso Creazzo perché già Zaia sta parlando in questo momento, quindi sta iniziando la conferenza stampa di Luca Zaia, presidente uscente della Regione Veneto, ricandidato alla presidenza della Giunta regionale del Veneto. Inizia la campagna elettorale. Dunque, tornando al procuratore capo di Firenze, l'indagine di ieri su Lupi, compagnia bella, arresti e via dicendo, appalti 25 miliardi eccetera, denuncia Creazzo che Ettore Incalza, capo struttura missione Ministero Infrastrutture, pubblico funzionario, ha messo a disposizione la propria funzione perché fosse asservita agli interessi dell'imprenditore Stefano Perotti. In cambio di che? In cambio di utilità sotto forma di consulenze attraverso una società in cui di fatto i due, Incalza e Perotti, erano soci. Oltre il procuratore, ben noto per il suo riservo, non va. Conferma solo che tra gli indagati non ci sono politici, ma torna a sottolineare che l'accordo corruttivo collusivo andava avanti da molti anni e su molte opere. E poi uno però comunque si domanda, se questo è vero, cioè che un grandissimo alto funzionario burocrate gran commis del Ministero delle Infrastrutture se la fa anche societariamente, perché hanno una società in comune, con un tizio, l'ingegnere in questione Perotti, che accumula incarichi su incarichi su incarichi per anni e anni e anni in tutti i cantieri d'Italia, allora i ministri che si sono succeduti al Ministero delle Infrastrutture non sono capaci di vedere, magari non hanno colpe, non hanno infranto loro il codice penale e tutto il resto, però il ministro Lupi va a cena a casa di questo imprenditore professionista che accumula incarichi su incarichi su incarichi e direzioni lavori su direzioni lavori su direzioni lavori, al punto che il professionista gli assume il figlio, gli fa il regalo di laurea e compagnia bella. Non c'è magari illecito, non a caso, magari anche per motivi di indagine, la procura non ha ancora indagato il ministro, che così, non essendo indagato, deve rispondere senza l'avvocato quando è convocato come testimone. Però i ministri vedono o non vedono? Intanto andiamo in Veneto. Presentazione della lista, anzi apertura della campagna elettorale, più che presentazione della lista, che non è il caso, in questo momento non è ancora il tempo, ma comunque Luca Zaia apre la campagna elettorale per le regionali. Allora, Luca Zaia sta per aprire la campagna elettorale per le regionali e siccome io da qui non vedo un tubazzo, le indicazioni devono essere chiare, perché sennò altrimenti ci va il buco, che in radio non è bello. Allora, chiudiamo la parentesi e torniamo brevissimamente, tanto tra pochi secondi torneremo in Veneto, torniamo brevissimamente alla questione dell'indagine di ieri. Quindi dicevo, il ministro di turno, in questo caso il ministro Lupi, si accorge o non si accorge? Sono anche amico del beneficiato. C'è una continuità, se è vero che questo professionista continua ad accumulare direzioni lavori su direzioni lavori in grandi opere per un valore totale di 25 miliardi in tutta Italia, magari un'occhiatina gliela do. Magari io non sono assolutamente colpevole, non ho infranto alcuna legge né alcun articolo del codice penale, però mi siedo su quella poltrona, vedo che c'è un tizio che è lì da anni e anni e anni al ministero e dall'altra parte c'è un professionista che accumula incarichi su incarichi su incarichi, qualcosa vado a guardare. Poi magari è la cosa più trasparente e pulita del mondo, al contrario invece magari è un letamaio. Secondo i PM di Firenze è un letamaio. Ma ci sono anche rapporti personali del ministro, in questo caso Lupi, con i protagonisti del letamaio, secondo la procura di Firenze. E c'è una cosa molto curiosa raccontata oggi in cronaca locale, non in prima pagina, dal quotidiano genovese Il Secolo XIX. Le telefonate sulla SIM, sulla schedina telefonica del prete morto. Il titolo è molto curioso, ma ha a che fare con un professorone di architettura che insegna anche alla facoltà di architettura all'università, docente universitario e titolare di uno studio di progettazione a Genova in via Assarotti. Stiamo parlando del professor Mor, il quale, Giorgio Mor, a un certo momento si faceva chiamare sull'utenza intestata al cugino, un prete che è defunto misteriosamente l'estate scorsa. In relazione a che cosa? Al fatto che il professor Mor, nel suo studio, doveva assumere il figlio del ministro Lupi. Però, per cautela, si faceva chiamare sulla SIM del cugino prete morto. Uno che opera così, naturalmente, ha già qualcosa
da nascondere, detto in sintesi, che poi lo abbia da nascondere per sani motivi e per nobili principi, un conto, magari no. Poi diamo il resoconto, non ho capito, siamo in grado adesso di... Sì. Giancarlo Gentilini, Giampaolo Gobbo. Andiamo in Veneto. Che invitiamo qui in prima fila. Allora, il commissario Dozzo qui in prima fila, Giampaolo Gobbo, Gentilini, prego. Prego. Ragazzi, mai volare! Questa è la potenza della natura. Pronti, via. Ecco, iniziamo. Accomodatevi. Vi chiedo solo una cortesia, un po' di volume per favore. Un po' di volume per favore, grazie. Due piccole osservazioni di natura tecnica per poi riuscire a fare veloci. Vi ricordo che questa è una conferenza stampa, la presentazione del nostro programma che stiamo ultimando di scrivere la faremo con un evento, un grande evento, e quindi vi annuncio già che la faremo, penso, a breve giro di posta, anche come si dice. Due piccole osservazioni, vi chiedo solo una cortesia, me lo chiedono ovviamente tutte le televisioni che sono qui stamattina, di non impallare le telecamere, per cui considerate che di non passare davanti alle telecamere e cercate magari di utilizzare gli spazi lungo il muro. Prima di fare i ringraziamenti e di dirvi un po' portare un po' di riflessioni nostre, vorrei invitare, ma più che altro è lui che invita noi, lo ringraziamo, un grande applauso, Riccardo Donadon, che è lui è l'ideatore, io l'ho conosciuto ancora quando eravamo ragazzini, e è l'ideatore di quella che oggi noi definiamo la Silicon Valley italiana, che è qui in questo complesso dove lavorano 400 ragazzi. Lo volevo ringraziare per la disponibilità che ci ha dato della sala e della struttura, e ringraziare lui e Renzo Rosso, che so che anche lui ha dato questa disponibilità. Ringrazio anche pubblicamente Renzo, ovviamente tutti i soci, ma io passerei la parola al fondatore per un saluto. Grazie. Ok. Io intanto do un trattore che è il nostro simbolo a Luca, come buon augurio per la campagna. E niente, proprio una parola, vi do il benvenuto in H-Farm. Per chi non la conosce, sono contento che oggi ci sia stata questa occasione, perché così vi siete resi conto di cosa abbiamo fatto qui. Questo è un progetto che è nato 10 anni fa, che punta ad aiutare i giovani. Abbiamo investito più di 20 milioni in questi 10 anni per aiutare nuove imprese a nascere. Nei prossimi 5 anni ne investiremo il doppio, quindi faremo un investimento ancora più massiccio per fare questa cosa qui. Oltre a far questo, coltiviamo l'educazione, cerchiamo di fare in modo che i giovani, e non solo i giovani, imparino a utilizzare il digitale, che è importantissimo, perché sta arrivando veramente un'onda enorme di innovazione e di futuro su tutto quanto il nostro mondo, per cui bisogna essere assolutamente preparati. Basta, è veramente un piacere avere qua Luca, perché è un amico e gli voglio bene, per cui sono contento che lui sia qua con noi oggi per presentare questa cosa, e passo la parola a Luca. Grazie Riccardo, grazie. Poi voi sapete, quando sono andato al ministero mi ha detto: ma lei cosa farà? Mi sporcherò le scarpe di terra. Poi lui mi ha copiato, ha scritto Big Shoes, Beautiful Mind, scarpe grosse, cervello fino, che è il payoff dell'azienda. Quindi grazie a Riccardo per aver ricordato anche questo. Appoggio un attimo il trattore, grazie. Ringrazio tutti i presenti, veramente di cuore, tutti coloro che sono qui, dal nostro commissario Dozzo, al sindaco della città di Padova, al sindaco dei sindaci, Giancarlo Gentilini, alla storia della Liga Veneta, Giampaolo Gobbo. Ciao Giampaolo. E insomma, un po'
un po' a tutti voi. Lasciatemi ringraziare ovviamente i ragazzi che sono venuti a venire oggi, che sono qua presenti. Grazie. Allora, questa è una conferenza stampa e quindi avrà i canoni di una conferenza stampa. E quindi noi americanate non ne facciamo, vogliamo semplicemente fare come si fa nelle buone famiglie, quando si parte con una campagna. La nostra campagna, sapete, è quella di lavorare, ma vogliamo anche darvi una spiegazione di qual è stata l'idea fondante di tutto questo. La prima idea potrebbe essere poca spesa e tanta resa, nel senso che noi pensiamo che il mood, come direbbero gli inglesi, cioè il sentimento di una campagna fatta nel 2015 sia innanzitutto quello del rispetto nei confronti di chi non. Io spero che tutti gli altri candidati ci diano questa informazione prima di andare a votare, visto e considerato che poi avere le liste dei finanziatori dopo essere andati a votare, a noi cittadini elettori non serve nulla, perché io quando voto una persona vorrei capire chi la sostiene. Questo penso sia il minimo. Detto questo, io passerei a dirvi già una cosa. Questa è una campagna che parte dal basso. Parte dal basso perché noi abbiamo una campagna che parte con un principio che è quello di avere due fasi. Una prima fase che parlerà sicuramente di tutti quelli che sono i nostri risultati amministrativi, perché se qualcuno ti dice che in Veneto si pagano i ticket più alti d'Italia, noi abbiamo l'obbligo di dire che siamo l'unica regione dove non si pagano i ticket regionali, a differenza delle altre regioni, si pagano solo quelli imposti dal governo, e addirittura sul super ticket di 10 euro imposto dal governo da noi c'è lo sconto per chi ha un reddito inferiore ai 29.000 euro annuali. E siamo anche l'unica regione dove non si applica da 5 anni l'addizionale IRPEF sulla sanità. Per cui se la virtuosità deve essere, noi a questo punto la scriviamo dappertutto. Quindi passerei subito, come si dice, allo scoprimento del primo manifesto, che poi dà un'idea di come sarà. Quindi ufficialmente dichiaro aperto il Click Day e scoprirei il manifesto, che poi farà parte di tutta una serie di attività. Eccolo qui. Eccolo qua. Allora, perché lo slogan? Perché quando è iniziata questa avventura, noi siamo stati letteralmente subissati da messaggi di amici, sostenitori, ragazzi, gente più adulta, meno adulta, insomma, e tutti dicevano: ma io mi metto a disposizione, vorrei fare qualcosa per la tua campagna, ma io scelgo Zaia, e ne è venuto fuori questo manifesto, un manifesto che adesso vedremo scorrere, che riporterà in tutte le sue versioni. Innanzitutto abbiamo pensato che sia un manifesto che dichiara la sua positività. Se qua ci fosse Tonino Guerra direbbe benvenuti nell'era dell'ottimismo, perché comunque di tutta sta roba grigia, adesso voi qui li vedete male, ma se li vedete nei video laterali vedete il colore e il rendimento che avranno i manifesti. E ovviamente i manifesti hanno tutti uno slogan diverso, quindi ce ne sono di decine di slogan. Scelgo chi è contro l'immigrazione selvaggia, li facciamo scorrere. Scelgo chi ha aiutato 14.000 aziende venete in difficoltà, con Veneto Sviluppo 1,5 miliardi di euro. Scelgo chi ha fatto diventare la sanità veneta la prima in Italia, disposti a dimostrarlo in qualsiasi sede di fronte a qualsiasi classifica nazionale. Scelgo chi crede nei giovani veneti, li ha aiutati con 200 milioni di euro per il loro lavoro. Prego. Scelgo chi sostiene le famiglie venete con 200 milioni di euro. E questa è la storia degli asili, delle scuole paritarie. Scelgo chi ha aperto gli ospedali veneti di notte per le visite specialistiche. Scelgo chi lotta per un Veneto autonomo e indipendente. Scelgo chi sostiene gli anziani veneti con 3,5 miliardi di euro per i servizi domiciliari. Scelgo chi lotta per l'economia veneta, ha ottenuto 600 milioni dall'UE, è l'ultimo negoziato europeo che abbiamo fatto. Scelgo chi non aumenta le tasse e che vuole che i soldi dei veneti restino in Veneto, e così via. Scelgo chi crede nella propria terra e sostiene l'agricoltura veneta. Sono alcuni slogan che ovviamente noi abbiamo coniato. Scelgo chi governa il Veneto con etica ed onestà. Penso che dopo quello che è accaduto in Veneto, se c'è qualcuno che può dire che noi ne siamo stati abbondantemente fuori, meno e neanche colpiti di striscio dalle vicende giudiziarie del Veneto, gli unici che lo possono dire siamo noi. Allora, come voi sapete, quando lancio le campagne vi do sempre delle novità. L'altra volta nel 2010 guardavo di traverso, stavolta guardo in faccia.
E penso che questa campagna io la voglio definire assolutamente una campagna in linea con quello, poi vedrete i prodotti dopo, con quello che sono le aspettative dei cittadini. A noi piace ricordare che sarà una campagna che costa poco, piace ricordare che sarà una campagna che ci autofinanziamo come dicevo prima, e piace ricordare che sarà una campagna che parla di risultati, perché dopo 5 anni di buon governo noi abbiamo l'orgoglio, l'onore e l'obbligo di dire ai veneti che noi siamo questi. Non abbiamo problemi a confrontarci. Se qualcuno ci dovesse dire che la nostra sanità del Veneto è passata dal primo al quinto posto, gli diciamo che invece di dire queste cose, leggere sui bignami della sanità, venga da noi che le diamo tutte le tabelle e spieghiamo come funzionano le tabelle della sanità. Ma se qualcuno volesse dire che non abbiamo aiutato le imprese, diciamo che 14.000 imprese sono state aiutate in 5 anni con 1,5 miliardi di euro con la nostra finanziaria regionale. Ma allora passerei agli altri prodotti, perché le conferenze stampa debbono anche essere veloci e durare poco per dar modo poi a tutti di fare le domande. Passerei agli altri prodotti e mostrerei il sito internet. Il sito che abbiamo, eccolo qui, siamo già, ovviamente immagino che si vedrà già lo streaming, questo lo facciamo scorrere, grazie, io non vorrei essere d'impiccio. Succede, eccolo. Facciamoci vedere magari la diretta streaming. Eccoci qua. Anzi, fra l'altro salutiamo tutti quelli che sono collegati, i tanti cittadini che ci hanno scritto e anche i giornalisti che magari hanno chiesto di poter avere il collegamento streaming. Vabbè, questo è il collegamento che riprende da remoto le immagini di prima. Eccoci qua. Boh, adesso siamo in diretta, quindi salutiamo tutti. Grazie per essere qua. Grazie mille. E anche torniamo all'home page. Torniamo all'home page, è inutile che io stia a spiegarvi come funziona un sito. Torniamo all'home per favore. Eccoci qua. Boh, adesso siamo in diretta. Togliamo anche lo streaming se non si sentiva roba in ritardo. Grazie mille. Torniamo all'home page. Torniamo all'home page, è inutile che io stia a spiegarvi come funziona un sito. Torniamo all'home per favore. Eccoci qua. Boh, bene. Dal colpo vuol dire che non c'è più. Biografia, quindi la mia biografia, quella l'unica che riconosciamo che è ufficiale, non le tante cretinate magari che si leggono in giro. Manca la multa dei 200 all'ora, però ragazzi, cioè non potevo proprio scrivere tutto. Però l'ho pagata e voglio sempre ricordarvi che per dare un segnale e dire queste cose non si fanno nonostante fossi stato in autostrada, avevo la mia bella patente B, l'ho lanciata nella spazzatura, sono andato a farmi la patente C per dimostrare ai ragazzi che quando si sbaglia si paga. Io ho la patente del camion, perché voi non so se lo sapete, non potete rifare la patente che avete se non ve l'hanno buttata via, dovete decidere voi di farvene un'altra di grado superiore. Quindi vabbè, ma al di là di questo comunque c'è tutta la storia eccetera. Passiamo a Radio Zaia, un altro comparto che è sostanzialmente l'occasione per dare dei messaggi, che sono messaggi quotidiani, idee, considerazioni su quello che accade. Penso che vedere assalito a Cadone, che è un bar di cinesi, e vedere i cittadini che corrono dietro i ladri con le sedie del bar sia il massimo delle soddisfazioni. Non ha prezzo vedere una scena del genere, e penso che quello sia anche una dinamica di come siamo tornati alla preistoria dell'ordine pubblico, dai grandi proclami del governo rispetto all'ordine pubblico agli avventori di un bar che rincorrono i banditi con le sedie in mano. Cioè questo è quello che è la sicurezza in Veneto. E Diventa Runner è una sezione che vuole ovviamente dare una risposta a tutti coloro che ci chiedono di partecipare alla campagna. Le news quindi sono quotidianamente, daremo informazioni ed altro rispetto a quello che sta accadendo, accade, e le attività che facciamo. Ed infine la fotogallery che dà modo di avere anche un resoconto di immagini di quello. Vedete, ci siamo già, questa di questa mattina, ci siamo già con le attività anche di questa mattina. Andiamo ai social media, quindi Facebook. Noi la pensiamo come Tony Blair, che Tony Blair diceva vabbè, ma se il cittadino non si fida più dei politici e dei media, non c'è solo una soluzione, che è quella di parlarci direttamente. Eccolo qui, e quindi noi siamo questo è Facebook, e vabbè, Facebook lo conoscete, è inutile che stia qui a spiegarvi
tutte le interazioni che ha Facebook. Ovviamente abbiamo già 20, sono collegate al nostro portale ed è anche l'occasione per ringraziarli tutti per il sostegno che quotidianamente ci portano. Ultimo aspetto, Twitter, vabbè, questo è conosciuto magari di più dagli addetti ai lavori, so che i giornalisti ogni tanto si divertono a mandarmi consigli via Twitter, io li leggo sempre con attenzione, anche perché penso che sia un'occasione anche di scambio di idee e soprattutto dettata dalla sintesi che ci aiuta molto. Questo è Twitter. Chiuso questo aspetto, questa è una campagna che io definirei pop. Pop vuol dire popolare, pop vuol dire del popolo, pop è la family line di questa campagna, come vi ho detto, low cost, autofinanziata, ma fatta dal popolo. E allora quale miglior idea che l'agenzia, che poi vi presenterò alla fine, ha pensato di portare avanti rispetto a una disponibilità che abbiamo avuto da parte di molti ragazzi, di cittadini che avevano iniziato a mandarci dei video che noi abbiamo in cantiere, abbiamo in magazzino, abbiamo quasi un centinaio di video nei quali i cittadini, in maniera proprio, c'è questa foresta che cresce che magari nessuno nota, ma diventerà una grande foresta equatoriale, cittadini, ragazzi che hanno iniziato a dire ma io scelgo Zaia per... E noi abbiamo detto, ma perché questa campagna la dobbiamo fare noi? Ma la faccia direttamente il popolo, quindi la campagna pop che lanciamo è questa. Prego coi video. Sono tutte persone vere queste, reali. Sono Gianni, presidente del Cogeo di Venezia. Scelgo Zaia, scelgo chi lotta per l'economia veneta e ha ottenuto 600 milioni di euro dall'Unione Europea. Una persona che ho subito capito, una persona semplice, una persona che doveva comunque fare strada nell'ambito politico veneto, perché Zaia tiene molto il Veneto, praticamente è nato per stare in Veneto. Sono Alberto, meccanico, scelgo Zaia, scelgo chi non aumenta le tasse e scelgo chi vuole che i soldi dei veneti restino in Veneto. Una persona divertente, una persona sincera, un amicone. Sono Roberta, sono una panettiera. Scelgo Zaia, scelgo chi governa con etica ed onestà. Penso che Zaia finalmente è stato un presidente molto vicino al settore dell'agricoltologo. Sono Lara, un'imprenditrice agricola. Scelgo Zaia, scelgo chi crede nella propria terra e sostiene l'agricoltura veneta. La proposta di Zaia di mettere sorveglianza e l'esercito sulle strade può essere utile a una maggiore tutela del territorio, perché più occhi che guardano e più si è sicuri. Sono Lorenzo, lavoro presso un'azienda di trasporto pubblico locale, scelgo Zaia, scelgo chi lotta per la sicurezza dei veneti e ha stanziato 64 milioni di euro. Mi sembra in pratica di vedere un imprenditore che ha a cuore la sua impresa, solo che la sua impresa si chiama Regione Veneto e i suoi collaboratori sono i cittadini del Veneto. Sono Marco, sono un imprenditore. ,6 metri cubi di volume e 600 kg di portata in poco più di 4 metri di lunghezza. Ford Transit Courier, piccolo per dimensioni, robusto come ogni Transit. Turbo diesel con clima e radio Bluetooth a 9.500 euro. Scopri di più su Ford.it. Con Renault la bella stagione arriva prima.
A marzo con Beautiful Days per te, Renault Captur a 13.450 euro e 5 anni di garanzia con finanziamento Finrenault. Info in concessionaria. A marzo sempre aperti. Ancora qualche minuto, signora? No, ho deciso. Cosa le porto? Inizierei con il rifornimento di carburante. E poi, com'è il lavaggio vetri? Oh, favoloso. Ok, lo prendo. Qualcos'altro? Puoi fare anche il controllo del livello dei liquidi? Ottima scelta. E come li desidera? Serviti a puntino. Ok, arrivano subito. Esso Servitissimo, un servizio ancora più speciale disponibile. degli aiuti sostanziosi per le prime assunzioni, una specie di Job Act Veneto, e anche una sorta di integrazione salariale, comunque un forte sostegno economico alle persone che svolgono un praticantato nelle professioni. Su questo versante qual è il suo impegno invece? Ma guarda, innanzitutto lo presenteremo col programma. Il problema non sono le garanzie che si danno in campagna elettorale. Oggi investire sui giovani under 29 significa avere un impegno economico che passa ai 400 milioni di euro. Considerate che il governo ha stanziato per tutte le politiche del lavoro 80 milioni di euro. Questi sono i dati, c'è poco da girarci addosso. La verità è che invece noi abbiamo oggi un progetto per il lavoro di 700 milioni di euro, che è un progetto che si rivolge a tutta una bella ricerca di fondi comunitari che abbiamo fatto, POR, e siamo la prima regione in Italia a tutt'oggi ad aver approvato il piano europeo. Quindi quando anche si dice, a volte alcuni dicono ma non si utilizzano i fondi comunitari, noi chiudiamo il sessennio che si chiude nel 31 dicembre 2015 con 448 milioni di euro dedicati all'economia del Veneto. Ne apriamo uno con 600 milioni di euro già negoziati, e in più per il mercato del lavoro, quindi il piano straordinario del lavoro, perché questo è il vero tema, il piano straordinario del lavoro cuba per noi 700 milioni di euro. E penso che una delle sfide sia quella del lavoro, ma ce ne sono anche altre, che sono quelle della sicurezza, che sono quelle ovviamente dell'economia. Insomma, ne parleremo in maniera approfondita punto per punto quando presenteremo il programma. È ovvio che io mi sono dimenticato di dire che tutti questi risultati amministrativi una persona li può portare a casa se ha una squadra eccezionale, quindi ringrazio i miei assessori, i miei consiglieri, tutti quelli che in questi 5 anni hanno creduto, mi hanno supportato e mi hanno anche assecondato su molte scelte, a volte anche controcorrente. Oggi parlare del piano sociosanitario che si è fatto dopo 16 anni fa fico, no? Però 2 anni fa a votarlo
Sembrava, sembravano trincee di guerra, e quindi penso che questo merito debba essere dato al Consiglio regionale e a chi ha fatto delle scelte controcorrente. Altre domande? Prego, Alda. Tornerei sulla campagna low cost autofinanziata. C'è un budget di spesa e come vi dividete la spesa? Guardate, è molto semplice, grazie per la domanda. Innanzitutto il budget ancora non c'è, nel senso che noi contiamo di suddividere l'importo in base ai candidati, in maniera molto semplice, senza tante fantasie e tante alchimie. Presenteremo alla fine le fatture con i nomi e cognomi di tutti i candidati quanto hanno messo, esattamente come è accaduto l'altra volta. Dico di più, oggi il budget penso che sia assolutamente low cost. Voglio solo darvi una dimensione però di cosa significhi low cost. Spedire a casa una lettera a tutti i veneti dicendo guardate, noi siamo questi, costa 220.000 euro. Tanto per darvi una dimensione, sono 80.000 euro di posta e 120.000 euro di stampa di un volantino. Stiamo parlando di 2 milioni di famiglie e stiamo parlando dell'informazione. Ovvio è che abbiamo molto da ridire sulla data che è stata fissata, che è una data che denota la paura di confrontarsi, perché chi fissa la data il 31 maggio ha paura che i cittadini vadano a votare, e quindi noi da oggi fino all'infinito faremo l'appello al voto. Diciamo i cittadini hanno poco gradito nel leggerlo subito, ma darà dei risultati assolutamente ai veneti, e per cui prima progetti e dopo alleanze. E di sicuro la porta non è chiusa. Altro? Sì. Ma non teme la possibilità che Forza Italia, c'è questo ragionamento che viene fatto con Berlusconi, decida di non appoggiarvi e di correre per conto proprio o con un proprio candidato o eventualmente appoggiando Tosi? Queste fanno parte come si può dire, dell'eventualità della vita. Cioè, Lazzard, che è stato fondatore di una grande banca d'affari, diceva che chi rischia tanto perde tutto, chi rischia poco non guadagna nulla. Noi ci mettiamo esattamente nel mezzo nel fare le nostre robe, cerchiamo di rischiare il dovuto, ma soprattutto quando rischiamo pensiamo che dobbiamo anche governare, quindi non siamo disposti ad accettare compromessi. Ma Forza Italia devo dire che non ci ha mai posto compromessi in queste ore, ha semplicemente parlato con noi di progettualità. Poi sentite, dopo 5 anni di amministrazione nella quale ci ho lasciato qualche pezzo di fegato, no? E molte arrabbiature per quanto difficile sia stato amministrare, ma non con i partiti in generale, per i problemi che abbiamo avuto. Vorrei ricordare che noi abbiamo avuto il battesimo dell'acqua, ma se ne solo tanta che l'acqua da far paura, 235 comuni sotto acqua. Abbiamo avuto il battesimo della crisi, 150 imprenditori che si sono suicidati, ricordiamolo purtroppo anche oggi, notizie del giornale, una signora che si toglie la vita. E crisi che ha chiuso un sacco di imprese, difficoltà nell'occupazione, 200.000 disoccupati. Io dico che dopo aver passato tutto questo, tu hai l'obbligo semplicemente dei veneti di dire noi siamo così, sapete come amministriamo, diteci se vi va bene oppure no. Cioè sinceramente andare lì a arrampicarsi su per gli specchi. Prego. Come si dice in Lega, siamo bei perché siamo così, no? Altre domande, ragazzi? Manca il senior qua, Bonnet non domanda niente oggi. Domanda sulla sanità. Tutto a posto, Marco? Gianni? Posto? Talebano? Posto? Su Venezia, sai, qui c'è il commissario e poi vi dirà cosa ha intenzione di fare, cosa farà il partito. Io dico che l'abbinata nella corsa con la regione, è fondamentale. Venezia si merita un sindaco che ami Venezia, punto. Non penso che spetti a noi far polemiche contro Felice Cassogni, gli auguro un in bocca al lupo, perché comunque tutti quelli che si mettono in gioco devono essere rispettati. Non penso che sia questo lo stile che ci ha sempre contraddistinto. Noi faremo la nostra squadra, faremo la nostra partita con i nostri candidati. È una partita importante, è una partita identitaria, e se dovessi fare una sintesi, voi sapete che conosco quasi a memoria le memorie di Adriano della Rior Senar.
Se dovessi fare una sintesi, perché a volte qualcuno mi chiede, ma cosa diresti, che cos'è la cosa che più ti accrediti dopo 5 anni? Adriano diceva, nelle memorie, c'è un tratto del libro, che vi consiglio di leggere se avete più di 40 anni. No, se a me manco non serve che lo legge, ve lo garantisco io, perché è un libro che può far venire anche la malinconia per certi aspetti, no? Però Adriano era un grande. E lui diceva che il vero luogo natio è quel luogo dove l'uomo per la prima volta pone lo sguardo su se stesso. E io penso che un merito che abbiamo avuto in questi 5 anni è aver rifatto rifiorire l'orgoglio di essere veneti, l'orgoglio di difendere l'orgoglio di difendere il Veneto, l'orgoglio di capire che il vero luogo natio è il Veneto per i veneti, ma non serve essere nati in Veneto, perché si può essere veneti venuti dall'Italia, venuti da fuori frontiera, ma comunque condividere la sfida dei veneti, perché anche il modello di integrazione che noi abbiamo, che viene citato come uno dei modelli migliori, ci fa capire che se tu sei in Veneto e ti senti veneto, la sfida è una sfida che noi dobbiamo cogliere assieme. Altre domande? Scelgo chi lotta per l'autonomia e l'indipendenza del Veneto. E per noi non so se hai notato quanto organizzati siamo. Tu facevi la domanda, c'era già lo slogan. No, dicevo, noi nel programma confermiamo, a me spiace che i candidati non parlino di autonomia del Veneto, anche perché con 21 miliardi di tasse che ogni anno lasciamo a quei pantaloni a Roma, penso che... C'era qualcuno che voleva applaudire sul pantalone? Penso che sia doveroso porre la questione non sotto solo il profilo del residuo fiscale, ma anche sotto quello delle competenze. Questa mattina mi ha chiamato una radio e mi ha detto: ma cosa si fa adesso col sistema bibliotecario provinciale? Voi sapete che c'è il prestito dei libri, c'è chi porta i libri da biblioteca a biblioteca. La mia è stata la prima provincia sotto la mia guida ad avere il sistema bibliotecario provinciale nel 98, e il governo ha deciso che o ce lo paghiamo o si chiude il sistema bibliotecario provinciale. Il governo ha deciso che se c'hai l'epatite o te la paga la regione, se no lui non la paga più i farmaci salvavita. Il governo decide che se sei uno che ha avuto danni da emotrasfusione, o ti dai i soldi alla regione e lui non te li paga più quei danni. Il governo decide che se è un'auto storica, il bollo o te lo paga la regione o te lo paghi te. Per carità, può essere un non problema quello dell'auto storica, ma è la filosofia. È come se io dicessi ai sindaci: vi do le competenze per aprire un pronto soccorso in ogni comune. E poi mi dicono: i soldi? Beh, tu hai le competenze, però. Le competenze. Dicono che le tasse non sono aumentate. Io non faccio il test che ha fatto qualcun altro dicendo alzi la mano chi ha pagato meno tasse quest'anno. Però dico un'altra cosa, che è inutile dare gli 80 euro e poi lo stesso giorno aumentare l'IVA e inventarsi una nuova tassa che si chiama Tasi, perché così non si fa. Per cui l'autonomia per noi è irrinunciabile. E da dove partiamo? Dai 2 referendum che abbiamo proposto e deliberato in Consiglio regionale, che fino a prova contraria è l'unico organo di democrazia eletto dal popolo, che ha deciso di portare avanti 2 referendum. Tutti e 2 sono consultivi, non sono sovversivi, sono rispettosi della democrazia, sono sostanzialmente un'audizione del popolo che vuole esprimersi, e come accade in giro per l'Europa, io non ci ho visto scandali in Scozia quando la Scozia ha avuto la devoluzione, che è l'autonomia, e poi il referendum per l'indipendenza, che è l'indipendenza. Ho visto che il Scottish National Party l'ha portato avanti e l'ha fatto. Il che non vuol dire che noi siamo dei pasdaran, ma siamo semplicemente delle persone che, come diceva Rousseau, nel contratto sociale siamo stati delegati da qualcuno a rappresentarli. Siccome coloro che ci hanno delegato sono 1.400.000 veneti, noi portiamo avanti la delega con soddisfazione e la riporteremo avanti anche nei prossimi anni. Altre domande? Sì, oltre agli spot, alle iniziative sui social, ci sarà anche una campagna elettorale nelle piazze, nei luoghi fisici, nelle città. Per esempio, hai in programma di andare a Verona? Tanto per... Ma perché non ci dovrei andare, scusa?
Sono già all'inaugurazione di Vinitaly, 3 giorni fisso a Vinitaly. Se manco io a Vinitaly, mi fai neanche a Vinitaly. Venite a vedere allo stand della regione che fila ci sarà i giorni di Vinitaly. Prego? È probabile che ci venga. No, l'ha dichiarato oggi. Bene, ben venga. Ma Vinitaly è la sfiera di tutti, eh. Solo che io non ci vado solo in campagna elettorale, ci vado sempre. Quest'anno sarà pieno di candidati, ne prendiamo atto, ma gli espositori si ricordano. Ecco, mi è venuta in mente una domanda. Lei più volte ha detto che sarebbe favorevole a un ricambio generazionale, chiederà l'applicazione del limite di 2 mandati? Ma guarda, io sinceramente penso una cosa, che il limite dei mandati applicato severamente non sia un passaggio necessario. I partiti sanno al loro interno rinnovare. Penso che sia fondamentale ridare un giro di virtuosità a quello che sono le candidature, il che non vuol dire che se uno ha 2 mandati è colpevole di chissà quale reato. Magari sono delle persone che hanno 2 mandati e sono persone che sono indispensabili per un progetto amministrativo. Magari c'è chi ne ha fatto uno solo che ha da mandare via a calci nel sedere perché non ha fatto nulla. E quindi ognuno sarà candidato in base ai meriti che ha avuto, se ha avuto dei meriti amministrativi, o ai demeriti che ha avuto perché magari non ha combinato niente nella sua vita. Cioè, secondo voi io posso dire che Gentilini è uno che non è da candidare? Non vedo, però se dopo tolga il microfono. Altre domande, dopo facciamo tutte le strette di mano che volete, però noi dobbiamo riconoscere a Giancarlo il grande lavoro che ha fatto. Io ricordo la puntata di Fantastico del 1993, nessuno se la ricorda, il conduttore era Enrico Montesano. Giancarlo tagliava le panchine a Treviso e Montesano ospitava un immigrato in prima fila. Ma Giancarlo non ce l'aveva con gli immigrati, perché il miglior modello di integrazione Veramente ecocompatibile. Per informazioni 0331 070 766. laghialpinisrl.it. Salve, sono Giovanna della Mondoflex.
In chiusura, facciamo giusto in tempo a dare la notizia che è comparsa poco fa in prima pagina sull'agenzia ANSA. Il presidente di Duferco e Federacciai, Antonio Gozzi, è stato arrestato a Bruxelles dalle autorità belghe in un'indagine per corruzione. Avrebbe corrotto ufficiali nella Repubblica Democratica del Congo per ottenere appalti. Lo rende noto Ticino News con una nota di Duferco che ha sede a Lugano. Oltre a Gozzi, presidente della Duferco e di Federacciai, è stato arrestato anche il dirigente del gruppo Duferco, Massimo Croci. La notizia è stata diffusa dall'azienda e confermata dalla Procura federale, secondo quel che scrive l'agenzia di stampa belga. L'arresto è stato disposto dal giudice istruttore Michel Claes di Bruxelles per episodi di corruzione nella Repubblica Democratica del Congo, e intanto la Lega chiede le dimissioni di Alfano. Il segretario del nuovo centrodestra e ministro dell'interno in relazione all'ultima inchiesta, quella di cui stavamo parlando prima, le tangenti, la procura di Firenze e le tangenti sulle grandi opere. Buon pomeriggio a tutti, ci risentiamo domani per quanto vi riguarda alle 7.30 in rassegna stampa, e poi nel corso di Onda Libera vediamo di tirare le fila di queste indagini e anche della vicenda del CARA di Mineo che abbiamo lasciato in sospeso. Buon pomeriggio a tutti da Giulio Cainarca. È incredibile. Cosa? L'orsetto di peluche che abbiamo in auto mi ha parlato. Ah, e cosa ha detto? Che esiste una polizza auto a rate mensili a tasso zero e con tanti vantaggi in più. Sì.